Siamo andati in dogana, come tutti quanti del resto, siamo andati anche a Castelfranco. Ovviamente tempi di attesa variano dall'ora alle 2 ore, se si è fortunati, c'è chi ha fatto anche molto di più. E quindi qua è un secondo, sono appena arrivata, ho già finito. Zero tempi d'attesa e nessuna fila in Piazza Neri a Padernello per l'esordio del centro tamponi in modalità drive-in allestito da ULSS e Comune, destinato alle scuole del posto. Una risposta concreta al caos quarantene, una croce soprattutto organizzativa per tantissime famiglie. Ci pareva opportuno e doveroso come amministrazione aderire a questo progetto appunto Tamponi in Comune, proprio per dare un maggiore servizio alle famiglie che in queste settimane ci hanno sommerso di comunicazioni, di mail, implorando appunto di attivare questa iniziativa anche a Paese. Proprio Paese ospita l'istituto comprensivo più grande del Veneto, oltre 2.400 gli studenti, la metà sotto provvedimento. Sono 97 classi e ne abbiamo attualmente all'altro ieri 50 in quarantena. Paese segue Zero Branco e Oderzo nel progetto ribattezzato dalla conferenza dei sindaci Tamponi in Municipio, iniziativa coordinata da Roberto Rigoli che già guarda alle prossime tappe. La prossima settimana noi installeremo e faremo il corso di formazione a Conegliano e Vittorio Veneto per quanto riguarda il distretto l'ex ULSS 7. Poi Villorba, Spresiano e Roncade per quanto riguarda Treviso e Vedelago e Montebelluna nell'ambito dell'ex ULSS 8. A fare la differenza la disponibilità a titolo gratuito di tanti operatori sanitari, in questo caso residenti a Paese e dintorni. C'è un'unica termine da usare che è commovente la questione, cioè di una disponibilità notevolissima, gente che lavora, che fa il turno, finisce di lavorare e viene qua e dà una mano, quindi questo è un momento di grande solidarietà, ne abbiamo bisogno. Immancabili anche i volontari della protezione civile. Siamo partiti con le mascherine iniziali, poi con le vaccinazioni, adesso con i tamponi e vaccinazioni contemporaneamente al centro vaccinale di Villorba. Speriamo che sia quest'ultima che sia veramente l'ultima fase.